La Corte dei Conti contro il Consiglio regionale Veneto, nel mirino i costi della politica. Il verdetto è duro. Secondo i magistrati contabili, i gruppi di Palazzo Ferrofini avrebbero speso in modo irregolare ben 1.140.000 euro. L'accusa però solleva l'ira del Consiglio regionale, che per bocca del suo presidente Clodovaldo Ruffato respinge ogni insinuazione. Non è stata riscontrata alcuna spesa personale, sicché nessuno dei nostri consiglieri, dei nostri gruppi ha fatto spese illegittime, e questo lo dice anche la Corte dei Conti. Non si è comprato le ruote dell'auto, biancheria intima o quant'altro. La verifica della Corte dei Conti non ha rilevato in Veneto alcuna anomalia per spese personali di singoli consiglieri o gruppi, ma i giudici avrebbero ritenuto alcune consulenze e collaborazioni troppo generiche e attribuite a persone non qualificate. E ristoranti, alberghi, taxi, parcheggi in diversi casi non riconducibili oggettivamente all'attività dei gruppi. Ci vengono contestate alcune spese non inerenti, perché diciamo, le contestazioni sono abbastanza opinabili e possono anche essere in qualche modo contestate. Ci stiamo muovendo con dei legali, con dei pareri, per capire cosa possiamo fare, perché noi riteniamo che le spese che sono state tutte sostenute per l'attività istituzionale e per l'attività politica dei gruppi. Il caso della Lega Nord è quello che fa più clamore, con scontrini, fatture e carteggi del partito bloccati dal sequestro giudiziario dopo l'esposto alla Procura di Venezia del consigliere Santino Bozza. A nulla sono valse le fotocopie giunte sul tavolo dei magistrati contabili oltre il termine del 29 maggio, un'inadempienza che al gruppo leghista costa quasi 2 milioni di euro. Stessa sorte per gli altri gruppi che nel 2013 potrebbero perdere ben 3 milioni di euro. Beh, la Lega, la documentazione è stata presentata in ritardo perché non era in loro possesso, perché era stata sequestrata dalla Procura. E anche qui, se vogliamo fare degli appunti, visto che ci vengono mossi anche a noi, io credo che due uffici pubblici, due uffici delle pubbliche amministrazioni dovrebbero parlarsi e non tirare di mezzo gli interessati.